Pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 4 ottobre. Prima corsa riservata ai gentleman, è una reclamare. Sul miglio ritirato Mo Farah, sono 5 al via, 1 Urbe del Ronco, 2 Voldemort Nall, 3 Velox Mail, 4 Zero Giulia, 5 Voltaggio. In chiusura Urbe del Ronco nettamente favorita nei confronti di Voltaggio e Voldemort Nall. Fasi di lancio. La velocità iniziale di Voltaggio che in poche battute sopravanza Urbe del Ronco, mentre si accoda subito Voldemort Nall in terza posizione, rimane a largo Velox Mail, più indietro Zero Giulia. Cavalli sulla piegata con Velox Mail che si accoda in quarta posizione precedendo Zero Giulia. Intanto i 200 iniziali per il leader in 14,7 davanti alle scuderie. Conduce Voltaggio nei confronti di Urbe del Ronco che, come detto, ha chiuso nettamente favorita. Voltaggio è l'alternativa principale. 30 secchi i primi 400 di gara, terza posizione per Voldemort Nall, poi Velox Mail che precede Zero Giulia. Il quintetto procede abbastanza sgranato dopo 500 metri di gara. Tra il primo e l'ultimo una trentina di metri. 600 che se ne vanno in 45,5. E davanti alle tribune continua a guidare Voltaggio su Urbe del Ronco, Voldemort Nall e Velox Mail, non cambia nulla. Tatticamente i 5 sono sempre uno in fila all'altro, con giro che se ne va in 1 minuto e 5 decimi. Attacco della penultima piegata con Voltaggio in vantaggio, Urbe del Ronco che rimane lì in seconda posizione davanti a Voldemort Nall, poi Velox Mail e Zero Giulia, il chilometro in 1,16 netto. 500 alla conclusione, Voltaggio per il momento libero di comandare, Urbe del Ronco in scia, poi Voldemort Nall, gli altri che perdono leggermente contatto sulla lungo del leader. 400 alla conclusione, il parziale ora in 14,6. Urbe del Ronco prende la rincorsa per andare su Voltaggio e l'impegna quando siamo a 250 dalla conclusione. Più indietro Voldemort Nall che va all'esterno. Retta d'arrivo, Voltaggio si presenta in vantaggio su Urbe del Ronco e Voldemort Nall, finale con Voltaggio che controlla e vince. Secondo posto per Urbe del Ronco, al terzo Voldemort Nall, 1,14,7, 29,6 a chiudere. Dopo il 30 iniziale la vince in partenza Guido Gnoffo con Voltaggio, 3,08 al totalizzatore. Il training è quello di Edoardo Baldi. La vittoria è netta sul traguardo per questo 6 anni, figlio di Nadal Shiba, che con scatto secco passa a condurre nonostante il numero esterno a tutti. E in retta d'arrivo non corre alcun rischio, vedete, vince piuttosto nettamente, mentre Urbe del Ronco deve difendersi da Voldemort Nall. 5-1-2 l'arrivo della prima Arcoveggio.